Sarà mercoledì 19 agosto l'autopsia sui corpi di Lanfranco Simonato, 71 anni, e Gianna Cunico, 66 anni, i coniugi ritrovati morti all'interno della loro abitazione in via Stadio, a Fara Vicentino. Un giorno decisivo per capire cosa sia realmente accaduto alla coppia. A lasciare attoniti non solo le circostanze della morte, ma soprattutto la posizione dei corpi al momento del ritrovamento. Lei sull'uscio all'ingresso e lui in bagno, entrambi parzialmente svestiti e già in avanzato stato di decomposizione, ma senza segni di violenza. I vicini, ovvero i fratelli di Lanfranco, non avevano notato nulla di particolare nei giorni precedenti alla tragica scoperta, ma stando alle prime testimonianze, i rapporti tra Lanfranco e i fratelli di lui si erano ormai raffreddati, si parlavano molto poco. Da 3 mesi la figlia della coppia era andata via di casa e a dare l'allarme sarebbe stata la sorella di Gianna, che non riusciva più a contattarli. L'esame autoptico dovrebbe finalmente fare luce sulle vere cause del decesso.